Buonasera, buongiorno a tutti e a tutte da Federica Meris, bentornati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, questa volta con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo subito con una bella notizia che arriva dalla Toscana ma che vede protagonista un arbitro ogliastrino. La lucidità e la prontezza e soprattutto la preparazione gli hanno permesso di salvare la vita a un giovane motociclista. Protagonista di questo gesto è stato l'arbitro ogliastrino Antonio Murgia, 47 anni, originario di Girasole, che vive in Toscana da anni. Sabato 25 maggio si stava recando insieme agli assistenti arbitrali per dirigere il playoff di terza categoria in provincia di Lucca quando lungo il tragitto si sono imbattuti in un motociclista a terra, esamine, dopo un incidente in auto. Così Murgia, senza pensarci un attimo, è sceso dalla macchina e ha letteralmente salvato la vita al giovane praticandogli un massaggio cardiaco. L'arbitro ogliastrino ha voluto condividere questa esperienza con l'Associazione Italiana Arbitri, che ha reso nota questa storia. Mancava circa un quarto d'ora all'arrivo in campo. Giunti in prossimità di un incidente ci siamo accorti di una persona a terra, racconta Murgia. Sono sceso immediatamente dall'auto, il motociclista non respirava, non si muoveva, vi era un versamento di sangue dal casco, la moto era distrutta, non c'erano defibrillatori nelle vicinanze, così ho deciso di praticargli un massaggio cardiaco. E poi ovviamente ho chiamato il 118, queste le parole di Murgia. Una volta giunta all'ambulanza della Misericordia ha lasciato il ragazzo che si era ristabilito nelle mani del medico. Lo abbiamo preso per i capelli, ha detto. A Murgia sono arrivate le congratulazioni, il ringraziamento per questo bellissimo gesto anche dal sindaco del suo paese di origine, che è Girasole. È arrivato il plauso per questo importante gesto che ha permesso di salvare la vita a una persona. Andiamo avanti con Tortolì. Circa 300 studenti questa mattina hanno partecipato all'iniziativa di educazione ambientale promossa dal Comune in collaborazione con Lega Ambiente e Formula Ambiente. Studenti delle scuole elementari, medie e superiori si sono ritrovati nella seconda spiaggia del Lido di Orrì per una mattinata all'insegna della sostenibilità. Si tratta di un evento di chiusura di un più ampio progetto di educazione ambientale che ha visto diverse giornate nelle scuole in cui sono stati condivisi messaggi volti a sensibilizzare azioni quotidiane necessarie per il rispetto dell'ambiente. Presenti alla giornata ecologica anche il consigliere delegato Riccardo Falchi e l'assessora Irene Murro. Agli studenti è stata consegnata anche una borraccia riutilizzabile proprio per promuovere con un gesto concreto comportamenti economicamente più sostenibili. Andiamo avanti con l'Ozzorai. Il comune recluta nuovi componenti della compagnia Barra Cellare. L'avviso è sul sito dell'ente. Per presentare la domanda è possibile farlo sino all'8 giugno. Ci sono vari requisiti richiesti, quali non aver subito condanne, non essere stati espulsi dalle forze armate, avere il diploma e la patente, l'idoneità fisica. E inoltre per la nomina dell'ufficiale della compagnia Barra Cellare ci sono altri requisiti, come avere compiuto 25 anni di età e essere residenti all'Ozzorai. Tutte le informazioni sul sito istituzionale del comune di Lozzorai. Continuiamo invece con Barissardo. Via le operazioni di disinfestazione contro gli insetti nel comune sono partite ieri e si concluderanno il 7 giugno in tutto il territorio comunale. E per questo motivo l'ente raccomanda di seguire alcune misure precauzionali, come tenere chiuse porte e finestre durante le operazioni di disinfestazione e non circolare durante l'erogazione dell'insetticida, mettere al riparo animali domestici, panni e oggetti utilizzabili da bambini, non consumare frutta e ortaggi eventualmente contaminati per almeno 6 giorni. Queste sono le raccomandazioni del comune di Barissardo in vista appunto delle operazioni di disinfestazione in corso.
Chiudiamo con un evento, il Festival del Gusto Ussassese l'8 e 9 giugno, un fine settimana tra gastronomia, cultura e tradizione nel centro storico di Ussassai. Si comincia sabato 8 giugno dalle 12 con l'apertura degli stand, poi ci saranno anche i laboratori dei Sculurgioni, sfilate e dei gruppi folk, balli in piazza, e poi ancora domenica una serie di eventi tra animazione anche per i bimbi, insomma un appuntamento ricco sabato e domenica 8-9 giugno a Ussassai. Con questa notizia chiudiamo il notiziario di oggi, vi do appuntamento a lunedì con la nostra rassegna stampa, 9:30 circa come sempre. Vi auguro buon fine settimana, vi ringrazio per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A lunedì.